40 compagnie di navigazione hanno firmato anche per il 2018 l'accordo Venice Blue Flag con Comune Autorità Portuale, una serie di norme per la riduzione dell'inquinamento in laguna che quest'anno per la prima volta si applicherà anche a 15 rimorchiatori. I firmatari si impegnano a far funzionare i motori delle loro navi con un combustibile dal tenore di zolfo non superiore allo 0,1%, non solo all'ormeggio ma anche durante la navigazione e le fasi di manovra all'interno dell'area portuale di Venezia. Inoltre le macchine di bordo dovranno essere gestite in modo da ridurre il più possibile le emissioni nocive dei gas di scarico. La cosa da valorizzare di questo accordo è proprio la volontarietà. Già la norma prevede come comportarsi e quale tipo di carburante le navi devono usare. Aver portato queste compagnie di navigazione che vengono da oltreoceano a entrare nella nostra città con una metodologia voluta dalla città e con l'aiuto logicamente con il porto ci fa capire che la politica di sensibilizzazione del nostro territorio va molto al di là dei nostri confini amministrativi. Nel 2017, informano dalla Capitaneria di Porto, su 99 attività ispettive soltanto una ha rilevato irregolarità, a testimonianza della serietà con cui l'accordo viene applicato. L'assessore veneziano all'ambiente, Massimiliano De Martina, ha rivolto un invito ai rappresentanti delle compagnie di navigazione perché già prima dello sbarco a Venezia possa iniziare la campagna di sensibilizzazione dei turisti sui comportamenti responsabili da adottare in città.